La stagione dell'alpeggio non era iniziata bene per le malghe dell'altopiano dei 7 comuni. La siccità, l'esplosione dei costi e la presenza dei lupi aveva gettato una luce sinistra sull'estate 2022. Ma la caparbietà dei malgari, il tempo che si è un po' sistemato e il grande affetto che le malghe raccolgono da un pubblico sempre più ampio hanno letteralmente ribaltato i pronostici. È rientrata l'emergenza idrica e ovviamente adesso abbiamo ancora le pozze che sono in sofferenza, però speriamo che nei prossimi giorni arrivi quelle perturbazioni utili a garantire l'approvvigionamento delle pozze d'alpeggio. La stagione delle malghe è partita molto bene da un punto di vista delle frequentazioni, da un punto di vista dell'ambito turistico. Il turismo è sempre più incentrato all'esperienza vera del territorio. Le malghe e la cultura dell'alpeggio saranno protagonisti di Made in Malga, la storica manifestazione dedicata ai formaggi di montagna e non solo, in programma ad Asiago nel comprensorio dal 2 al 4 e dal 9 all'11 di settembre, un periodo chiave per il turismo altopianese. Nel programma degli amministratori è quello di intercettare un turismo tutto il tempo dell'anno e quindi la destagionalizzazione è il punto cardine della nostra proposta anche amministrativa. È per questo che da 10 anni Asiago ha avviato insieme all'organizzatore dell'evento Luca Oliva e al Consorzio di Tutela Formaggio Asiago questo importantissimo evento che è Made in Malga. Made in Malga vuole intercettare appunto nel fuoristagione, allungare la stagione estiva spostandosi e proiettandosi verso settembre per portare ad Asiago sempre più persone per vivere il territorio non solo una giornata, bisogna venire ad Asiago nell'altopiano e stare in altopiano una settimana per poter godere appieno questo importantissimo evento. L'idea è quella di governare un cambiamento che ormai è partito, di intercettare un turismo in grado di fermarsi per più giorni nell'altopiano, facendo così da contraltare al turismo mordi e fuggi. E gli eventi di grande respiro possono spostare questi equilibri. 2 weekend, come li abbiamo definiti noi, gustosi. Consigliamo i tanti appassionati di formaggio e delle bontà della montagna di vivere questa esperienza di Made in Malga non solo in un pomeriggio, perché non basta, ci sono così tante attività e ci sono tanti formaggi da degustare con calma e quindi un giorno non basta. Vi invitiamo almeno di restare un weekend con noi.